Ben ritrovati dalla redazione. È stata convocata in procura una testimone in merito al caso Ressinovic. Si tratta della titolare di un piccolo hotel dove alloggiavano abitualmente Liliana e Sebastiano. Come emerso in una puntata di Chi l'ha visto nel febbraio del 2024, la donna ha riferito che Visintin, in una conversazione telefonica dopo la scomparsa della donna, avrebbe dichiarato che si era trattato di un incidente per poi ritrattare dichiarando di essere confuso. La testimone sostiene anche di aver visto la coppia litigare in albergo nel 2021 e in seguito, secondo la testimonianza, Liliana avrebbe riferito all'albergatrice di dare a lei e al marito camere separate perché non lo sopportava più. La testimonianza è stata raccolta dai legali della famiglia Ressinovic e poi depositata in procura. È stato ritrovato il ragazzino 14enne del quale si erano perse le tracce nel pomeriggio sera del 13 aprile, mentre era ad assistere insieme ai suoi genitori a una manifestazione sportiva al Paraloller di Via dei Mille 10, una struttura gestita dalla società di patinaggio artistico Skating Club Aquile Biancorosse e Fiore all'Occhiello dello Sport di Staranzano per le sue vittorie e trofei in campo nazionale e all'estero. Il ritrovamento è avvenuto poco lontano nella zona del campo sportivo di Via Venezia, dove il ragazzo probabilmente si era nascosto e aveva trascorso la notte. È stato trovato in buone condizioni fisiche senza particolari conseguenze, ma sottoposto comunque per sicurezza a controlli medici per verificare le sue condizioni di salute. A seguito della sua sparizione era stato attivato immediatamente il piano della ricerca di persone scomparse affidato al prefetto di Gorizia, dottoressa Esther Fedullo, al comandante della stazione di Saranzano, maresciallo Antonio Concettini. Incidente sulla grande viabilità a Trieste all'altezza della rampa di Muggia. Una Fiat 500 è scivolata sull'asfalto bagnato, ha colpito il guardrail per poi finire di traverso alla carreggiata conducente. Per fortuna non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia locale per i rilievi e la viabilità. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, la rampa è rimasta chiusa per oltre un'ora fino a quando il veicolo e i detriti sono stati rimossi. Mancano poche ore alla deadline per adempiere ai pagamenti stipendi INPS e IRPEF dei tesserati della Triestina. Vanno saldati gli arretrati residui e gli oneri di competenza del mese di febbraio. Il termine scade alla mezzanotte di oggi, ma di fatto dopo le 14 tecnicamente si andrebbe fuori tempo massimo. Le casse del club ieri erano vuote nonostante le sollecitazioni del presidente Rosenzweig dagli Stati Uniti. Non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Il destino dell'Unione si gioca sul filo del rasoio, comunque è appeso a un filo, alla speranza cioè che i 2 milioni necessari possano approdare a Trieste. Gli uffici amministrativi, sotto la conduzione della D. Sebastiano Stella, già da venerdì hanno predisposto i documenti e i modelli F24, basta premere un invio del PC, ma deve arrivare quel denaro che non arriva almeno da 2 mesi. Nonostante le rassicurazioni pubbliche fatte dal Presidente, la situazione finanziaria è uguale, anzi peggio, per i costi sostenuti di quella di metà febbraio. I soldi non ci sono, come c'erano solo in parte il 16 febbraio. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo da nuvoloso coperto con tempo migliore sulla costa e sulla fascia orientale, dove potrà essere anche variabile. In pianura possibili piogge sparse, deboli o moderate, in montagna piogge abbondanti sulle prealpi in Carnia, forse localmente intense sulle prealpi carniche, più moderate sulle Alpi. Quota neve a 2500 metri, nella notte al mattino sulla fascia lagunare scirocco moderato. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura fra 12 e 15 gradi, sulla costa fra 14 e 17, le massime in pianura e sulla costa fra 18 e 21 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.